I sindacati contro le morti sul lavoro, chiesti più controlli, una nuova normativa per gli appalti. Resi noti i tagli agli ospedali contenuti nel programma operativo, 301 posti in meno. Il senatore Ruta illustra la mozione per la ripresa economica e occupazionale del Mezzogiorno. A 7 anni dalla strage, ricordato l'impegno del settimanale Charlie Hebdo per la libertà di stampa. Campionessa nella vita e nello sport, festeggiata a Montemitro Paola Giorgetta, vincitrice agli Special Olympics di Los Angeles. E ieri sera grande festa a Montemitro, il paese ha accolto la giovane atleta Paola Giorgetta di ritorno dagli Special Olympics World Games di Los Angeles. Mauro Carafa. È stata accolta da campionessa Paola Giorgetta, una campionessa della vita e dello sport, emozionata, un po' frastornata, le medaglie d'oro e di bronzo appese al collo, il sorriso dolce di chi ha conquistato il mondo a Los Angeles dopo anni di sacrifici. L'abbraccio del suo paese, Montemitro, è stata una sorpresa per lei e per i suoi genitori. Allo stadio erano presenti 100.000 persone all'apertura dei giochi e quando ha sfilato l'Italia, credetemi, il cuore batteva come un tamburo, sembrava scoppiare proprio. Paola ci inorgoglisce, ha detto il sindaco Sergio Sammartino, affiancato dal vicepresidente della regione Michele Petraroia e dai tanti che le vogliono bene. Paola è una ragazza fantastica, ha fatto tutto in silenzio, senza mai vantarsi, quindi per noi e per loro resta un esempio che dobbiamo tenere presente. Dopo la festa Paola è pronta a riprendere gli allenamenti. Per lei ci sono altri traguardi da raggiungere, tanta vita in cui nuotare, sognando altre medaglie. E domani a Roma al Foro Italico prenderanno il via i campionati nazionali estivi di nuoto. La Hydrosport di Termoli sarà presente ai nastri di partenza con una folta rappresentativa, 5 atleti e 6 staffettisti. Ci fermiamo qua, vi ricordo l'appuntamento alle 18:30 su Radio 1 con il giornale radio, il telegiornale torna alle 19:35 su Rai 3. Grazie per averci seguito e buona giornata.